qua, così mentre fate le foto io spiego. Potete girarvi che di là. A sinistra che c'è Buddha, vedete la parte collinare che ho detto prima. Poi a destra invece già che è della città di Pest, è già fuori capitale. E tra le due città invece è il Danubio. Il Danubio corre verso di noi. Adesso dunque, se andassimo in quella direzione arriveremo a Bratislava, Vienna o diciamo la Foresta Nera dove nasce che è il Danubio. Invece camminando che qua sotto che si va verso Belgrado, è lunga di 2,5 km, l'isola, è larga di 500 km, il polmone verde della città, anche se abbiamo tanto verde. E prima del ponte, a destra, dunque dalla parte di Pest, vedete una costruzione con la cupola un po' marrone, che rossa, con le gugliette, quello sarebbe il Parlamento, perché è l'edificio più bello, è considerato il più bello dell'Ungheria, che è stato costruito per essere il Parlamento. Poi questo ponte qua sotto è il ponte delle catene, di cui abbiamo visto un pezzettino solo, sulla fotografia prima, dove era così dopo la guerra, purtroppo dovevano ricostruire tutto. Poi a destra che vedete la ruota panoramica illuminata che gira, e dietro la ruota panoramica c'è la Basilica di Santo Stefano, che con la cupola nera, che vedremo anche quella. Sul lungo fiume di Pest ci sono molti alberghi di lusso, 5 stelle, Continental, tutti grandi. Invece se vediamo la parte di sinistra che è di Buda, dove vedete i palazzi con il tetto verde, dietro il palazzo reale invece della Basilica. Là secondo me sta camminando una nave da fiume andando verso Vienna, ci sono molti, in questo periodo un po' sempre meno perché è freddo, però da primavera fino a autunno ci sono molte nave da primavera che fanno dalla Germania a Cina.
rovinato tante cose. Siamo rimasti indietro, i prezzi dobbiamo vedere come sono, no? Perché dipende da quello, no? E vedrete più, no? che in Italia purtroppo. Però è vero anche, no? che tanti ungheresi hanno secondo, certe volte terzo lavoro anche. Che, no? Allora mi interrompo adesso, signori, perché a destra in Monte Gerardo, alcuni vedranno se guardano un po' su, no? Che ancora la statua di San Gerardo. Passiamo sul ponte Elisabetta, che porta il nome di Sissi, la moglie di Francesco Giuseppe, che era molto amata dagli ungheresi, la regina dell'Ungheria, no? E amavano, adoravano, no? Che gli ungheresi, no? Che davvero. A destra il ponte della Libertà, vedete, no? che una volta si chiamava Francesco Giuseppe, invece a sinistra vedete il ponte delle Catene, no? È un po' indietro, no? Che vedete il Palazzo Reale illuminato, no? che abbiamo visto, no? Che dall'alto. Di fronte a noi la chiesa parrocchiale del centro, che è una chiesa cattolica, no? Che bella, e dietro questi palazzi, dietro la chiesa, no? Che è tutti i palazzi a sinistra, dietro c'è la via Padonale, il centro, no? Che è di Budapest. Noi non abbiamo proprio una piazza centrale, no? che sarebbe il centro della città, ma abbiamo comunque diverse piazze, si può dire anche così, no? Che però quello che noi chiamiamo centro, no? È tutto questo quartiere grande, però la via Vaci, no? che a sinistra, a destra, questa via Padonale è considerata un po' davvero il cuore, no? della città, che è parallela al Danubio, dove ci sono tanti negozi, bar, caffè, ristoranti, dunque una via, non una piazza ma una via che si chiama Vaci. Il palazzo, no, che sarà sulla vostra sinistra. Adesso noi giriamo, no, a destra, e c'è un palazzo, no, che è illuminato. Una volta era il circolo dell'esercito, oggi è una banca, e anche se col buio non si vede tanto bene, no, che però anche accanto a noi a sinistra ci sono palazzi d'abitazione, appartamenti. Io dico sempre, no, che a Budapest bisogna guardare sempre in alto, no? Che le decorazioni belle, no? Che gli ornamenti, statue eccetera sui palazzi sono dal primo piano in poi, no? E se guardate a sinistra vedete il Monte Gerardo, signori, e la Statua Libertà dove eravamo adesso, no? Guardate a sinistra, illuminata. Allora avevano ragione di lasciare là, vero, no? E non portare via, no? Che dopo 90 che domina davvero un po' la città, è diventata un certo simbolo, no? Che di Budapest, no? E dunque davanti a noi il Palazzo Reale in alto, no? Un po' più avanti sempre su, no? Che vedete la chiesa Mattia con le guglie dei pescatori, no? E poi un po' più avanti, no? Che è il ponte delle Catene, che è il primo ponte che è stato costruito, no? Che è sul Danubio, e siamo arrivati a Pest, signori. Dunque eravamo a Buda fino adesso, e adesso siamo a Pest, no? È lungo. Oddio mio, ha fretta. Questi battelli sotto, no, che sono maggioranza sono battelli fermi che non girano, sono fissi, sono bar, caffè, no, che per ballare la sera, no, che per posti intimi, no, che anche si può dire, no, che perché c'è il bel panorama, no, che di qua, allora tanti vengono a divertirsi, no, che qua, no? Dall'altra parte invece, no, che sotto il Palazzo Reale, sul lungo fiume, vedete una costruzione lunga illuminata con le colonne, archi, no, che invece noi chiamiamo bazar, no, che sarebbe un po' anche un porto, no, imperiale, no, perché Elisabetta Sissi quando veniva a Budapest spesso veniva col battello, le si fermava là sotto e siccome a lei piaceva, no, che sempre camminare, girare, no, andava a piedi, no, che su al Palazzo Reale, no, ha dormito anche là, no, diverse volte, però non è questo il palazzo, no, che noi consideriamo, no, che è quello importante dove ha vissuto tanti anni Elisabetta, ma un altro piccolo castello che si trova in un'altra cittadina vicino a Budapest, comunque però si chiama Gödöllő, no? È un castello diciamo che non è grandissimo, non è bellissimo come Schönbrunn, Versailles eccetera, no? È solo famoso perché ci ha vissuto un po' Sissi, no? A dire la verità, no? Anche se sì, ci andiamo, no? Ogni tanto, però non c'è paragone, no? Che con gli altri castelli dell'Europa. All'epoca
all'epoca del regime comunista. Invece a sinistra quel palazzo illuminato bellissimo è un albergo di lusso bellissimo invece, no? Four Seasons, 5 stelle, ma sarebbe 6 stelle, no? Di la verità, per il prezzo che c'ha, dicono che è l'hotel più bello di Budapest, no? Sì, sì. È un luogo di incontro dei giovani, no? Che questa piazza, no? Che la sera ci sono che di Elisabetta, no? E questo viale porta il nome di questo conte. A sinistra, se guardate, signori, la Basilica di Santo Stefano, che abbiamo visto dall'alto, no? La cupola nera che dicevo dal Monte Gerardo, no? E sarebbe questa, no? Che adesso capite un po' meglio la città, no? E su questo viale, se guardate a destra, a sinistra, vedete bei negozi, no? Ecco il Rinascimento italiano, però c'è anche più avanti Armani, ecco a destra, ma Gucci, no? Che è Dolce Gabbana, ma c'è Burberry, Vuitton, c'è di tutto, no? Che proprio è un viale, sì, un viale elegante, ma anche in centro dove c'è la via pedonale che dicevo prima, anche là comunque, no? Piano piano perché dobbiamo che anche in centro ci sono, ecco, Max Mara sulla destra, Moncler, no? Che Gucci, no? Anche in centro sulla via pedonale ci sono bei negozi. Invece a sinistra il teatro dell'opera, no? Che signori, che vedete illuminato la sera, sì, così, no? Che adesso inizieranno, no? Che un po' il restauro, no? Che pian piano, no? Che però è un edificio molto molto bello all'interno anche, no? Poi ci passeremo di giorno, no? Che entreremo anche un po' nella hall, no? Che per vederlo, ma adesso ci fermiamo qua. Il pullman rimane qua e noi andiamo a mangiare.